Dopo la cittadinanza onoraria ai bambini stranieri, San Donà di Piave istituirà il registro delle unioni civili, conterrà tutti i nominativi delle coppie di fatto, etero e gay, che saranno equiparate alle coppie sposate. Tra i requisiti richiesti, la convivenza in città per un certo periodo di tempo. Sarà stato il simpatico Natalino Balasso a far da traino. Fatto sta che il Teatro Helios di Scorzè ha registrato un boom di abbonamenti, 200 su 300 posti disponibili. Dopo il monologo del comico Rodigino, sono in cartellone altri 5 titoli, tra gli artisti Angela Finocchiaro, Brenno Placido e Claudia Penoni. A Castello Roganzuolo arriva un centro commerciale. Il comune di San Fior ha dato il via libera al piano urbanistico dell'ex area Sarom, 22.000 metri quadri di attività commerciali, dove sorgerà anche una torre di 14 piani con negozi e uffici, un grattacielo destinato a diventare il simbolo della Pontebana. SOS della Caritas di Montebelluna. Sono in aumento i nuovi poveri, in particolare è in crescita rispetto al 2013 il numero degli italiani che si rivolgono al centro presso il Duomo il mercoledì mattina. Sono cassintegrati, giovani mamme, disoccupati, imprenditori strozzati dalle tasse. Allarme, furti e rapine ai negozianti, 3 al giorno nel Padovano. Il dato, relativo al 2013, è dell'Osservatorio Economico di Confesercenti. 1053 gli atti criminosi, i bar sono i più esposti. Colpisce la violenza che accompagna il 10% degli episodi. Gli autori sono di solito piccole bande che si spostano velocemente. La crisi arriva anche sotto il Salone a Padova, il centro commerciale più antico del nord-est. Le 50 botteghe, per lo più di generi alimentari, accusano un notevole calo di vendite, da imputare non soltanto alla crisi. Anche la viabilità non aiuta e così i potenziali clienti preferiscono il centro commerciale.